Parliamo di questa iniziativa, Un albero della vita, che vede coinvolte tante associazioni, carabinieri, insomma, da cosa nasce questa idea? Nasce dal fatto, visto le condizioni climatiche e l'andamento meteorologico, l'importanza del messaggio ai giovani è che occorre occuparsi della propria naturalmente natura e dal proprio ambiente. La salute dipende anche dall'ambiente e quindi Fadoi Sicilia insieme all'Arma dei Carabinieri vogliono portare un messaggio di salute unica che coinvolge tutte le istituzioni e le professionalità. Un programma intenso quello di oggi? Oggi è un programma intenso dove ci sono molte istituzioni e quello che vogliamo portare avanti e portare ai giovani di oggi questo progetto di salute, e la salute passa anche da un ecosistema. Già è il secondo anno che la Rete Civica della Salute partecipa all'iniziativa Un albero per la salute, una iniziativa bellissima organizzata dal reparto di medicina e dall'ospedale di Agrigento insieme ai carabinieri e a diverse associazioni che si occupano di tutela dell'ambiente e di salute. La Rete Civica della Salute è un organismo della regione siciliana che abbraccia tutto quello che riguarda la salute dell'uomo a 360 gradi, quindi sanità, ambiente, cultura. Qui ad Agrigento si sta avendo il primo momento proprio della giornata mondiale dell'albero. Noi sappiamo che tutto è legato alla tutela del verde, dell'ambiente, e i ragazzi oggi sono rappresentati qua a questa manifestazione molto importante in grande numero. Dobbiamo lasciare ai nostri figli un seme, il seme della democrazia, il seme della tutela, il seme dell'amore per l'ambiente. La sanità, la salute nasce dalla tutela dell'ambiente. Anche voi presenti a questa iniziativa? Assolutamente sì, è un'iniziativa voluta dall'Arma dei Carabinieri assieme alla Fadoi, parte qualche anno fa dall'isola Tiberina in Roma, e oggi questo progetto viene sviluppato in tutta Italia attraverso la messa a dimora di alberi nelle strutture sanitarie, a significare il legame plastico indissolubile tra l'ambiente e la salute dell'uomo. Le varie interazioni e la tutela dell'ambiente sono fondamentali per la qualità della nostra vita e per la salute in generale. Anche voi coinvolti come Conalpa? Sì, parliamo di volontariato ambientale e portiamo il nostro buon esempio che del Parco Livatino e del Parco della Vita, che abbiamo realizzato sia dove c'è la stele del giudice che nel parco archeologico. Io mi occupo di monitoraggio ambientale da 30 anni e il mio intervento riguarda proprio la connessione tra i cambiamenti climatici e le modifiche degli ecosistemi e di come possono essere monitorati tramite satelliti, aerei, droni. È un pochino questo. Ma il beneficio qual è di questa iniziativa? Il beneficio è la conoscenza. Tu puoi intervenire su qualcosa se conosci, se lo misuri, altrimenti diciamo sono solo parole. Sì, è un protocollo che abbiamo fatto grazie pure all'interessamento del Fadoi, della Federazione dei Medici Internisti Italiani, ed è un progetto che si chiama appunto Un albero per la salute, proprio per progetto educativo per dire ai ragazzi quanto è importante un albero per la nostra salute, per il nostro futuro e per la nostra stessa sopravvivenza. E poi come carabinieri siete sensibili a queste iniziative, anche perché siete impegnati in prima linea proprio al contrasto della lotta alla criminalità anche verso la natura? Sicuramente, noi carabinieri forestali proveniamo dall'ex Corpo Forestale dello Stato, che nel 2017 poi è stato inglobato all'interno dell'Arma dei Carabinieri, quindi portiamo dietro una tradizione di tutela della natura che è propria del nostro DNA, diciamo, nel nostro DNA, perché noi siamo nati proprio per difendere la natura.